Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione speciale di Liberamente che non potevamo non fare perché è accaduto e sta accadendo qualcosa di speciale, doppiamente per chi ha nel proprio statuto, nella denominazione della propria testata, la parola e il concetto di libertà. Anzitutto, come saprete ormai tutti, è morto Ali Khamenei, uno dei principali volti dell'orrore contemporaneo, uno dei campioni del totalitarismo assassino contemporaneo, l'erede della rivoluzione khomeinista che aveva suscitato tanto entusiasmo alla fine degli anni 70 presso l'intellighenzia della Rive Gauche e continuava a farlo fino ai nostri giorni, che aveva costruito all'interno un incubo, aveva sequestrato la gloriosa millenaria civiltà persiana in un inferno coranico di oppressione, repressione e morte, con tutto il campionario che sappiamo, donne ammazzate, se i loro comportamenti non corrispondevano ai dettami della Sharia, omosessuali impiccati in pubblico, dissidenti sequestrati e seviziati, strage di civili nelle strade, una macchina totalitaria che ha pochi uguali nel mondo. E all'esterno ha costantemente costruito e alimentato un progetto di espansione della jihad globale attraverso il terrorismo, l'ideologia dell'apocalisse islamica, del califfato mondiale manovrato, implementato, finanziato da Teheran, che era la centrale del male di questa piovra islamista. Khamenei non è più tra noi per qualunque uomo dia un vago senso a quella espressione e concetto di libertà, è una enorme notizia. Il compound in cui si nascondeva è stato, secondo le ultime informazioni, Khamenei è stato trovato da un'azione di intelligence della CIA che ha consegnato le informazioni allo Stato di Israele, che ha bombardato quel compound uccidendo Khamenei e tutti i parenti, gerarchi, collaboratori che erano lì con lui. Questa collaborazione, diciamo, esplicita anche nel caso proprio dell'uccisione di Khamenei tra Stati Uniti e Israele ci dice anche a chi dobbiamo il fatto che questo macellaio non è più tra noi e che questa orrenda dittatura, che è una minaccia per il mondo, stia traballando. Lo dobbiamo a quella parte d'Occidente che ha ancora voglia di combattere, di difendere se stessa, di non rinnegare se stessa, di vedere il male di cui sopra e di riconoscerlo, di continuare a tenere le parole ancorate alla realtà e di non mortificarsi in un'ideologia dell'autocolpevolezza, quella parte d'Occidente non travolta dalla malattia spirituale si chiamano Stati Uniti e Stato di Israele, che stanno conducendo questa operazione che non a caso è sostenuta ormai esplicitamente addirittura dai paesi arabi, dalle monarchie sunnite del Golfo, dall'Arabia Saudita che dice sono pronta a entrare in guerra al fianco di America e Israele, una cosa impensabile fino a pochi anni fa, ma dovuta anche al nuovo paradigma geopolitico implementato anzitutto dall'amministrazione Trump. Cosa hanno ottenuto, cosa stanno ottenendo questi due attori con la morte di Khamenei e la fine dell'inferno degli Ayatollah? Beh, Netanyahu e lo Stato di Israele stanno saldando il conto del 7 ottobre, che è un conto che scomoda il senso stesso della civiltà, nel senso che il 7 ottobre andò in scena un pogrom selvaggio, una caccia, sgozzamento, tortura, sequestro dell'ebreo in quanto ebreo, come non si vedeva dai tempi dei nazisti. Questa bestemmia umana è potuta accadere ed è accaduta di fondo perché è pensata, eterodiretta, finanziata da Khamenei, dagli Ayatollah, perché gli sgherri di Hamas sono appunto sgherri, ma la centrale del terrore che ha voluto, ideato il 7 ottobre era l'Iran degli Ayatollah. E quindi Israele anzitutto pone fine a questa minaccia esistenziale fisica che proprio ha fatto irruzione nelle sue case, no? Che ha decapitato i suoi bambini. Questo era il primo obiettivo di Israele. Gli Stati Uniti ottengono una vittoria di lungo corso,
perché l'Iran teocratico islamista, sapete fin dal famoso momento della crisi degli ostaggi, del sequestro degli ostaggi americani, definì l'America il grande Satana, il nemico globale per eccellenza. In tutti questi decenni ha agito, alimentato terrorismo anti-occidentale e anti-americano, e rimuovendo questa centrale del male, Trump crea la premessa perché davvero il ridisegno dell'area che ha in mente, il progetto di un Medio Oriente all'insegna della cooperazione, dello sviluppo, del benessere, appunto anche tra Stati arabi e israeli, possa accadere. La rimozione del nazi-islamismo di Khamenei e soci era la precondizione perché questa cosa potesse camminare nella realtà, e quindi per l'ennesima volta si dimostrano totalmente fuori invece dalla realtà i pacifinti nostrani che dicono l'uomo di pace che invece bombarda. Certo, bombarda un regime nazi-islamico che non poteva avere l'atomica, e la non più esistenza in vita degli ayatollah è il corollario del Board of Peace, è il corollario di una pace credibile in Medio Oriente. Sono due facce della stessa medaglia, non sono opposti, sono due aspetti di una stessa potenziale rivoluzione appunto prospera per l'area. E poi sullo sfondo ovviamente c'è la sfida delle sfide, la sfida per l'egemonia globale con la Cina comunista, a cui Trump, dopo aver tolto l'afflusso di petrolio dal Venezuela, toglie anche l'afflusso di petrolio dall'Iran, cioè taglia due delle direttrici di fornitura energetica principale per il regime cinese, che disvela ancora una volta tutta la sua impotenza di fronte alla forza americana dispiegata. Cioè, se la forza americana viene dispiegata, nessun protetto di Xi è appunto protetto, ma viene abbandonato tranquillamente al suo destino di morte, come è stato con Khamenei. Cosa hanno capito di tutto questo le anime belle nostrane, i progressisti nostrani, la gente per bene, come va di moda dire ora nostrana? Nulla, zero. Non viene detto nulla a favore dello splendido popolo iraniano che balla nelle strade, che urla libertà, che urla grazie Trump, grazie America, che vede il proprio riscatto, ma si balbetta, nella migliore delle ipotesi, di de-escalation, di diritto internazionale aggirato, diritto internazionale di cui il Fouali Khamenei era un alfiere, era un campione, ci teneva particolarmente. Capite quanto sono fuori dalla storia? Non sono riusciti, lor signori, a dire una sillaba di empatia, di sostegno, di condivisione per i ragazzi e le ragazze iraniane che stanno festeggiando anche nelle nostre strade, a Milano, Roma. La comunità iraniana si è ritrovata e ha festeggiato urlando quella parola che noi, la parte d'Occidente declinista che si vergogna di se stessa, l'Europa di fondo, rischia di aver dimenticato. Quella parola si chiama libertà. Grazie a tutti.